Buonasera amici di Giri Ferro Team, eccoci qui oggi ad una nuova selezione di Miss Città Murata. Oggi ci troviamo a Janiga, come potete vedere alle mie spalle, aspettate che guardo se ci sono ancora, sì, le nostre meravigliose Miss stanno già provando. Sono, come potete vedere, tantissime, ma d'altronde non avevamo dubbi, visto che Eleonora Sorato ci delizia sempre con un'enorme fila di bellezze che questa sera si contenderanno la corona e le fasce che daranno il diritto all'accesso alla finale. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi che possiamo cominciare. Ci vediamo più tardi con le interviste. Ciao! Signore e signore, benvenuti a Miss Città Murata 2025. Decisi, lo sguardo che incanta, tu sei regina, il tempo non manca, senti il battito, lascia che esploda, Miss Città Murata sei una fiamma d'oro, luci che pulsano, energia che vibra, ogni istante è un sogno che grida, alza le mani, lasciati andare, la tua luce non smette di brillare. Città vola leggera, ogni passo è magia nella sera, vivi il sogno, danza col cuore. Città Murata nulla ti scalfisce, nel cuore di tutti. Per voi presenta Eleonora Sorato. Buonasera a tutti e benvenuti a Miss Città Murata. Questa sera eleggeremo Miss Pianica. L'applauso a tutti per Pianica che questa sera ci ospita. Grazie Giulia. A più tardi. Per chi non ci conosce, Miss Città Murata è l'unico concorso che promuove il territorio veneto. Abbiamo il patrocinio della Regione Veneto, promuove le bellezze storiche e artistiche della nostra regione. In ognuna delle nostre tappe selezioneremo le ragazze che comporranno la rosa delle finaliste che si contenderanno il titolo di Miss Città Murata il 1° agosto a Cittadella. Le prime selezioni si sono svolte a Castelfranco Veneto, siamo stati poi a Treviso, a Tre Baseliche, prossima tappa il 12 di giugno a Treviso al Cantiere, poi saremo il 20 giugno a Martellago, il 4 luglio nella Città Murata di Noale e finiremo con Asolo il 16 luglio. Naturalmente io vi aspetto in tutte le tappe. Miss Città Murata è l'unico concorso anche che offre ai suoi partecipanti la vera possibilità di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo attraverso servizi fotografici, sfilate ed eventi. Collaboriamo anche con The Look of the Year, che è l'unico contest internazionale per future top model. Ha lanciato Giselle Bündchen, Nina Moric, Lisa Evangelista, Vanessa Incontrada, tantissime modelle sono appunto passate attraverso The Look of the Year. La finale internazionale quest'anno si è svolta il 13 di marzo a Sanremo e a rappresentare il Veneto, quindi uscite da Miss Città Murata, c'erano 5 ragazze, tra cui, eccola, la nostra Miss Città Murata in carica Giovanna, e una delle nostre ragazze ha anche vinto un titolo internazionale, quindi per lei le porte della moda e dello spettacolo si sono aperte. Le novità non finiscono qui perché appunto oltre alle fasce del concorso, che questa sera sono 9, assegneremo anche la fascia di Miss Social che andrà alla ragazza che da oggi a sabato prossimo pubblicherà più storie e contenuti in Instagram relativi a questa serata. Assegneremo anche la fascia Miss Social della precedente tappa
a una di queste ragazze appunto che stanno partecipando, perché appunto abbiamo già la vincitrice della precedente tappa della fascia di Miss Social che ha pubblicato contenuti e storie relativi alla precedente tappa. Tra tutte le liste social di ogni tappa verrà scelta una che poi avrà di diritto alla finale. E quindi è un'opportunità in più per tutte voi ragazze di poter accedere alla finale. Io congedo con una bella passerella le nostre miss ospiti, facciamo un applauso perché le vedremo dopo per l'intervista singola. Murata è una stella eterna, shine bright, mi si dà il volo leggera. Ogni passo è magia nella sera. Vivi il sogno, danza col cuore. Questa notte brilla il tuo splendore. Un doveroso ringraziamento va all'ETS San Martino di Pianica che questa sera collabora con noi per questa serata e al comune di Pianica che ci ospita. Invito il sindaco a salire per un saluto qui sul banco. Grazie anche a Teresa Cerchietti che ci ha seguito per l'ETS, so che è molto impegnata, in caso salirà più tardi per un saluto. Buonasera sindaco Massimo Calzavara, le lascio il microfono per un saluto. Grazie, benvenuti. È un piacere avervi qui anche quest'anno, un appuntamento tradizionale ma ben sentito da tutta la nostra cittadinanza. Auguro a tutti una buona serata. In bocca al lupo a tutte voi ragazze, solitamente Pianica ha sempre anche portato bene, quindi mi auguro che anche quest'anno si ripeta come gli altri anni. Io ringrazio ancora tutti quanti, specialmente anche te che sempre con grande professionalità proponi e presenti questa manifestazione. Grazie ancora, ciao. Grazie sindaco e grazie a tutta l'amministrazione comunale. Saluto anche l'assessore alla cultura Chiara Cazzegon e l'assessore al bilancio Gianluca Volpe che avremo modo poi di conoscere. Siamo pronti giurati per iniziare, io mi sposto qui perché è il momento di partire con le votazioni. Vi presento la Miss numero 1, Milena. Arriva da Vigo Novo e fa la studentessa liceo artistico. Sono le regine delle mura, non hanno paura, camminano sul fuoco, guardano sempre avanti, con cuori di leone, spiriti fiammeggianti, le ragazze di Miss Città Murata sempre avanti. Riverso il cielo scuro in un bicchiere spezzato, riparo le stelle con l'orgoglio. Numero 2, Giorgia. Lei abita a Borgo Ricco, sta facendo dei corsi per segretaria aziendale. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche, con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai piegare, nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Wow, wow. Andiamo avanti con Vittoria Ginevra. Lei abita a Mira, è una studentessa di scienze umane. Del cuore una sfida mai fugace, anche nel vento le loro voci risuonano forti, sono le guardiane dei sogni, le porte delle sorti. Nei giorni di pioggia brillano come il sole, attraversano tempeste e non perdono mai il controllo, con ali invisibili volano sopra i confini. Numero 4, Liuba. Vieni pure Liuba. Arriva da Montebelluna, una studentessa in indirizzo alberghiero. Con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai piegare, nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Wow, wow. Numero 5, andiamo a conoscere Irene. Abita a Mestre, fa l'accompagnatrice turistica. Wow,
Murata sono uniche. Con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai piegare. Nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Numero 6, andiamo a conoscere Elisa, arriva da Casier, fa la studentessa di farmacia all'università. Sono forti, sono le guardiane dei sogni, le porte delle sorti. Nei giorni di pioggia brillano come il sole, attraversano tempeste e non perdono mai il controllo. Con ali invisibili volano sopra i confini. Le ragazze di Miss Città Murata scrivono destini. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche. Con passi decisi sfidano il mondo. Numero 7, andiamo a conoscere Rebecca, arriva da Noale, fa la studentessa. Il loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Conosciamo la Giada, la numero 8, abita a Mogliano Veneto, studia al liceo scientifico. Con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai piegare. Nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Sono uniche. Con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Numero 9, ecco a voi Emma, studentessa di biotecnologie sanitarie, abita a Loreggia. Sotto le luci splendi come stelle, con il sorriso che illumina la notte. Numero 10, conosciamo Alessandra, studia all'Istituto Tecnico per Geometra, arriva da Abano Terme. La tua bellezza è come una cometa. Miss Città Murata brilla nel cielo, ogni passo un sogno, ogni sguardo un segreto. Balla ragazza con ritmo e passione. Numero 11, Alessia, arriva da Massancato, studia scienze umane. Sul palco risplendi, fiore tra fiori, ogni tuo gesto magico racconta storie. Con fiducia e grazia vinci ogni sfida, sei unica, Miss Città Murata. 12, vi presento Emma, arriva da Marghera e studia alla scuola alberghiera. Ogni passo un sogno, ogni sguardo un segreto. Balla ragazza con ritmo e passione, sei la regina della nostra emozione. Ogni cuore. Numero 13, Camilla, arriva da Milano, fa la studentessa di grafica pubblicitaria. L'energia pura, Miss Città Murata, la bellezza che dura. Miss Città Murata brilla nel cielo, ogni passo un sogno, ogni sguardo un segreto. Balla ragazza con ritmo e passione, sei la. Numero 14,
ecco a voi Alessandra, arriva da Nervesa della Battaglia, fa la studentessa di amministrazione, finanza e marketing. Miss Città Murata brilla nel cielo, ogni passo un sogno, ogni sguardo un Ecco a voi la numero 15, Abigail, arriva da Malo, fa la barista e la cameriera. Balla ragazza, con ritmo e passione, sei la regina della nostra emozione. Numero 15, Abigail, perfetto. Miss Città Murata. Numero 16, Jasmine, arriva da Portogruaro, studia all'istituto tecnico. Sotto i riflettori brillano le stelle, Miss Città Murata. Numero 17, Serena, studentessa universitaria al primo anno di magistrale, abita a Padova. Voi mai vi fermate, regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo vuole applaudire, tra luci colorate, ritmo travolgente. Numero 18, Melissa, arriva da Piombino Dese, lei è addetta al controllo qualità. Miss Città Murata, la vostra storia è scritta. Oh! Regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata. Numero 19, in passerella Matilde, abita a Roncagli, fa la studentessa di meccanica. Siete incandescenti, con la forza del sorriso, il cuore vi guida, Miss Città Murata, la vostra storia è scritta. Regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo va a applaudire. Numero 20, Giulia, abita a Masera di Padova, una studentessa in diritto socio-sanitario. La musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo vuole applaudire, la notte è vostra, fatevi valere, con eleganza e grazia, fatevi vedere, Miss Città Murata, siete uniche e rare. Numero 21, Noemi Giaele, arriva da Altissimo in provincia di Vicenza, fa il tecnico di laboratorio chimico. Il mondo vuole applaudire, tra luci colorate, ritmo travolgente, ogni passo è magia, siete incandescenti, con la forza del sorriso, il cuore vi guida, Miss Città Murata, la vostra storia è scritta. Regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da Numero 22, vi presento Daisy, è una studentessa in diritto turistico, abita a Massanzago. luci colorate, regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo vuole applaudire, la notte è vostra, fatevi valere, con eleganza e
della notte. Numero 23, Irene, arriva da Maerne di Martellago, studia al liceo scientifico. Riverso il cielo scuro in un bicchiere spezzato, riparo le stelle con il loro coraggio inarrestato. Sorrisi di ferro tra pareti senza fine, nessuna catena le può mai tenere a fine. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche, con passi decisi. Numero 24, Giulia, lei gioca in casa perché arriva da Pianiga. Forza di chi sa amare. Wow, 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 wow. Sotto le luci della città danzano audaci, ogni battito del cuore è una sfida mai fugace. Anche nel vento le loro voci risuonano forti, sono le guardiane dei sogni, le Numero 25, Irene, arriva da Torri di Quartesolo, studia al liceo delle scienze umane. Proprio con ali invisibili volano sopra i confini. Le ragazze di Miss Città Murata scrivono destini. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche, con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai Ultima concorrente in gara, numero 26, Giulia, abita a Castelfranco Veneto, studia al liceo scientifico. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche, con passi decisi. Eccola qui la nostra Giulia, numero 26. Grazie Giulia, facciamolo un applauso per le nostre 26 bellezze. Chiamo altre bellezze perché ora andiamo a conoscere le Miss ospiti di questa sera. Prego ragazze, facciamo un'altra passerella, dai. Nostre Miss ospiti di questa sera che ora si presenteranno iniziando dalla nostra Miss Città Murata in carica, Giovanna. Buonasera, mi chiamo Giovanna, ho 18 anni, vengo da Vicenza. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di vincere a Cittadella il titolo di Miss Città Murata. E se posso dire, una delle esperienze più belle che ho fatto è quella di essere andata prima a Catania per partecipare a Reloc of the Year, alle finali nazionali, per poi essere passata e sono andata a Sanremo appunto a partecipare alla finale mondiale e quindi niente. Quali sono le cose che ne abbiamo fatte tantissime durante quest'anno? Quali sono le cose che hai fatto tra shooting fotografici, sfilati? E allora ho avuto l'opportunità di partecipare anche a una sfilata che ha organizzato Dina e dopodiché ho partecipato anche al suo corso di portamento e dopo ho partecipato anche a una puntata in televisione Antenna 3 ed ecco, queste sono un po' delle mie esperienze preferite. Se non ce le segniamo poi non ci ricordiamo, perché hai fatto tantissime sfilate, anche l'ultima ad aprile per abiti di alta moda, poi sei stata a tantissimi eventi, mi ricordo la festa di Natale della Confappi dove c'era il presidente Luca Zaia, appunto il nostro presidente, tantissimi shooting fotografici, hai vinto anche il book con Edoardo Varotto. Sogno nel cassetto. Sì,
sì, questo è il motivo per cui appunto ho iniziato con Miss Città Murata, perché appunto vorrei avere come secondo lavoro anche quello di fare la modella. E noi naturalmente te lo auguriamo. Grazie Giovanna. Passo di qua da Katia, che lei ha vinto il titolo di Miss Città Murata 2022, ma è partita da Pianiga perché avevi vinto qua, vero Katia? Buonasera a tutti, sono Katia Moro, ho 19 anni, sono di Padova, ho vinto nel 2022 di Città Murata. Diciamo che questo concorso è stato il mio trampolino di lancio. Sono stata altri due in Rai, in radio sì, film, Questioni di stoffa della Rai. L'anno scorso, la scorsa estate tra l'altro, un'esperienza indimenticabile, sono stata a Radio Wow, ho partecipato a 1 milione di sfilate per cui la Fashion Week a Milano, The Look of the Year ho vinto il titolo internazionale a Venezia e 1 milione di cose. Diciamo che questo concorso è stato quello che mi ha portato alla mia nascita come modella. Adesso studio, sono al primo anno di giurisprudenza digitale e il mio sogno nel cassetto è sicuramente diventare una modella ma anche un avvocato. Noi te l'auguriamo e invece andiamo a conoscere quelle che sono state premiate nella precedente tappa, iniziando da colei che ha vinto Miss Ostiglia chilometro 99 Trebaseleghe. Presentati. Ciao a tutti, sono Maddalena Rossi, ho 16 anni, vengo da Campagna Emilia e ho vinto l'ultima tappa di Miss Città Murata. Sogno nel cassetto? Allora, tanti sogni, diciamo che mi piacerebbe sicuramente continuare nel mondo della moda e realizzarmi come modella. Bene. Seconda classificata Vittoria, vero? Buonasera a tutti, mi chiamo Vittoria, ho 17 anni e abito a Bersaglido e ho partecipato a Città Murata e sono arrivata seconda classificata nella ultima selezione. Poi abbiamo Asia, terza classificata nella precedente tappa, loro tre le vedremo sfilare il 1° di agosto a Cittadella. Buonasera, sono Asia e sto studiando per diventare un interior designer, però vorrei continuare anche nel mondo della moda e la mia prima sfilata è stata quella della scorsa volta ed è stata veramente una bella esperienza. Mi ricordo che avevi un fan club, ce l'hai anche stasera? No, stasera non sono troppo distante. Bene, allora noi gli facciamo un grande in bocca al lupo a queste tre fanciulle perché le vedremo a sfilare tutte il 1° di agosto a Cittadella e chissà, magari tra di loro ci sarà la futura Miss Città Murata. Grazie ragazze, grazie, ci vediamo dopo per le sfilate. Un applauso! Vedo che le ragazze sono pronte, quindi se il nostro DJ ha la sigla, sigla! Era un concorso sul vestito ma anche tutta la rossa. Passerella per la nostra Milena!
vincere tu? Intanto buonasera a tutti. Credo di meritare di vincere perché rappresento una bellezza autentica, non solo di aspetto ma anche di valore e determinazione rispetto verso gli altri. Voglio essere un esempio per chi mi guarda positivo, perché essere se stessi è la cosa più bella. Fondamentale, direi. Giorgia! Grazie a Giorgia e ora Vittoria Ginevra, perché dovresti vincere tu questa sera? Dovrei vincere io questa sera perché sono una ragazza semplice e collata e fin da piccola fare la modella è il mio sogno. E noi naturalmente te l'auguriamo, intanto passerella per la nostra Vittoria Ginevra. Con Liuba, perché dovresti mettere tu la corona stasera? Sempre cercato di far vedere la bellezza in tutti i modi e sempre fatta con un bel sorriso e un bel carattere. Diciamo che il sorriso è fondamentale. Liuba! Irene, perché dovresti vincere tu? Vorrei rappresentare i valori di questo concorso con determinazione, passione e responsabilità e vorrei essere un esempio per altre ragazze per credere sempre in loro stesse e raggiungere i loro obiettivi. Grazie, direi fondamentale credere in se stessi. Vengono fuori tanti spunti su cui si potrebbe riflettere. Elisa, perché dovresti essere la nuova Miss Pianica? Io spero di vincere stasera perché il Miss Città Murata è speciale per me perché è stato il mio primo concorso 2 anni fa ed è anche dove ho iniziato a vincere le mie prime fasce e questo mi ha fatto capire che i sogni si possono realizzare e poi perché ho valori quali l'eleganza, la determinazione e tantissima grinta che secondo me sono quelli che definiscono una vera Miss. Proprio per questo dovrei vincere stasera. Grazie mille. Grazie Elisa, grazie, ti abbiamo portato fortuna. Perché dovresti vincere tu questa sera? Secondo me dovrei vincere io perché sono una ragazza che mi ha fatto aiuto poco fa e soprattutto non sono venuta qua per sfilare ma anche per far vedere a tutti voi una persona forte ed elegante. Sei anche giovanissima tu. Passerella, vai Rebecca! E dopo Rebecca abbiamo Giada, perché dovresti mettere la coroncina tu? Perché sono una ragazza determinata, credo molto in me stessa e voglio rendere i miei genitori fieri di me. Direi che ce li sono qui, immagino, da sostenerti. Passerella, l'importanza appunto della famiglia. E dopo Giada Emma, perché dovresti
vincere tu, Emma? Sì, penso che dovrei vincere perché non sono venuta qua solo per sfilare ma per lasciare un segno. Fare il tuo segno. Passerella! Numero 10, Alessandra. Anche per te la stessa domanda. Perché sono venuta qua per divertirmi e per prendere una fascia da mettere vicino a quella della mia mamma e della mia zia. Ma c'erano le modelle, anche le miss. Bene, allora lei te l'auguriamo. Alessia, perché dovresti essere la nuova Miss Pianica? Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia e questo giorno vorrei vincere perché sono una ragazza molto determinata, solare, che vuole mettersi in gioco e allo stesso tempo credo che questo concorso mi permette di avere molta visibilità nella moda e quindi riuscire a realizzare il mio sogno. Grazie, passerella intanto di Miss Città Murata per la nostra Alessia. E dopo Alessia, numero 12, Emma, perché dovresti vincere? Perché porto il mio sorriso con spontaneità e sono una ragazza molto determinata e molto solare. Passerella per Emma! E dopo Emma, Camilla, perché dovresti vincere qui questa sera? Penso di dover vincere per il fatto che dedico tutta me stessa a questo mondo e l'impegno va sempre primato. Passerella per la nostra Camilla! Alessandra, numero 14, perché dovresti mettere la corona su questa sera? Buonasera a tutti, allora perché metto anima e cuore in tutto ciò che faccio ed inoltre dedicherei la mia vittoria ai miei genitori che mi supportano in ogni mia sfilata, in ogni mio momento, in tutto. Passerella per la nostra Alessandra, numero 14. Questa sera Pianica. Per me questa sera vincere, anche se sono alle prime armi, significherebbe che sono nella direzione giusta e anche perché fin da piccola mi è sempre piaciuto il mondo della moda e chissà magari un giorno. Noi te l'auguriamo. Passerella di Miss Città Murata nel frattempo. E dopo Abigail, Jasmine, perché dovresti vincere? Allora, questo è sempre stato un mio sogno fin da piccola
Pianica. Buonasera a tutti. Allora, secondo me una buona miss, una buona modella non deve essere solo bella, ma deve avere anche eleganza e metterci molto impegno. Ed io ad oggi credo di aver raggiunto un equilibrio con tutte queste cose. Grazie. Passerella! Serena abbiamo Melissa. Perché dovresti vincere tu questa sera, Melissa? Sono una ragazza solare, empatica e sempre aperta a nuove esperienze. E vincere per me sarebbe una bellissima opportunità. E naturalmente te l'auguriamo, passerella per Melissa. E dopo Melissa, Matilde, perché dovresti essere la nuova Miss Pianica? Grazie mille. Buonasera a tutti, sono Matilde, 18 anni, studio meccanica a Treviso. E io sono qui, io non spero di vincere assolutamente perché sono delle ragazze bellissime, molto più belle di me. E sono venuta qui per rappresentare una realtà diversa dal classico stereotipo femminile. E infatti in classe sono l'unica ragazza e forza meccanici, poche parole, grazie. È vero, perché tu sei l'unica in classe. Passerella per la nostra Matilde. Perché dovresti vincere tu questa sera? Secondo me dovrei vincere questa sera perché sono una ragazza molto determinata, con una testa molto dura e da quando sono piccola mi piace tanto posare, farmi le foto e spero anche di vincere per i miei genitori, così mi danno il sostegno e mi portino, esatto, sono qui e questo. Noi te l'auguriamo, nel frattempo passerella per Giulia, numero 20. Numero 21, Noemi Giaeli, perché dovresti vincere tu questa sera? Buonasera a tutti, perché innanzitutto sono una ragazza semplice, genuina e autentica e vorrei dare l'esempio di solidarietà femminile a tutte le ragazze. Passerella, Noemi Giaeli. Perché dovresti essere tu la nuova Miss Pianica? Allora, buonasera a tutti, non sono venuta qua ovviamente con lo scopo solo di vincere, ma comunque tutti i momenti che ci sono dietro dal backstage in poi, secondo me sono molto importanti per noi ragazze e ovviamente se fossi io la futura vincitrice sarebbe una soddisfazione personale molto grande e ovviamente la porterei con soddisfazione questa corona. Grazie, passerella per la nostra Daisy, numero 22.
vincere questa sera. Perché? Buonasera a tutti, sono Irene e allora questa sera vorrei vincere perché mi sto appassionando a questo mondo e soprattutto essendo stata una ragazza sempre molto seria, sportiva, studiosa, mi piace questa nuova parte di me un po' più leggera, quindi sono contenta di conoscerla. Questo perché tu studi al liceo scientifico, vero? Passerella per la nostra Irene! Perché Giulia, la numero 24, dovrebbe essere la nuova Miss Pianiga. Buonasera a tutti, mi piacerebbe vincere per rappresentare il mio paese in finale e perché penso di avere tutte le carte da vincere. Passerella per Giulia! Irene, perché dovresti essere la nuova Miss Pianiga? Allora, buonasera. Io ritengo di dover vincere questo concorso perché penso ci siano tantissime bellissime ragazze, forse anche di me, però la cosa che mi diversifica da loro sia il come faccio le cose e la testa che ci metto per raggiungere i miei obiettivi. E se vincessi vorrei dedicare questa vittoria a mia nonna, che mi ha insegnato che l'eleganza non sta solo nell'abito in cui si indossa, ma in come lo si indossa. Bellissima frase, passerella per la nostra Irene. E dopo Irene e Giulia, l'ultimo ma solo a livello numerico, perché dovresti essere la nuova Miss Pianiga? Dovrei vincere perché sono una ragazza normale, con grandi sogni e tanta voglia di mettermi in gioco. Questo concorso per me è un'opportunità per imparare e per crescere. Penso che ogni ragazza sia speciale e che abbia qualcosa da offrire, ma non soltanto la bellezza. Penso che conti anche molto la passione, l'impegno e il cuore. Brava! Giulia, in passerella! E queste erano le nostre 26 bellezze in gara. Come dico io, i giochi sono fatti. Prego lo staff per procedere allo strappo della cartellina e fra poco scopriremo chi sarà la nuova Miss Pianiga. Siamo pronti per la prima sfilata di moda. Vi vado a presentare Gabriel Boutique, che propone una vasta scelta di capi per tutti i reparti, abbigliamento, accessori e calzature. Il personale segue tutte le clienti con professionalità e cortesia. Tutto questo ha portato la loro boutique ad essere un punto di riferimento per chi ama vestire alla moda senza spendere una follia. Gabriel Boutique si trova a Fontaniva, in via Montegrappa 1820. Consultate il loro sito gabrielboutique.com per scoprire tutta la nuova collezione. Ecco a voi le proposte estive di Gabriel Boutique.
le perdoniamo, la prossima volta dovranno venire anche loro. Antonella, ti cedo il microfono per un saluto. Intanto saluto tutti e ringrazio Eleonora per questa opportunità. Se vi è piaciuto seguiteci nei social e la collezione la trovate nel sito e vi auguro buona continuazione, grazie. Non scappare Antonella, perché Gabriel Boutique, ricordiamolo, si trova a Fontaniva in via Montegrappa 1820, il sito gabrielboutique.com per scoprire la nuovissima collezione. Seguiteli sui social perché siete bravissime qui, contenuti a volte vi fate morire da ridere, siete super brave. Esatto, sono molto impegnate, ma vi aspetta nei negozi oppure nel sito. Grazie Antonella. Gabriel Boutique, è sempre un piacere avervi qui. Ultima sfilata di questa sera, quella di Nicole Design di Vedelago, un viaggio nel mondo dell'eleganza, della raffinatezza e dello stile senza tempo. Questa sera la passerella si trasforma in un palcoscenico di sogni, dove tessuti preziosi, silhouette sofisticate e dettagli scintillanti raccontano storie di fashion e seduzione, abiti per le cerimonie, per i vostri momenti più magici e per i concorsi di bellezza. Nicole Design si trova in via Papa Sarto 11 a Vedelago e non ci resta altro che augurare a voi una buona visione con Nicole Design.
proposte di Nicole Design di Vedelago. Accogliamo con un grande applauso Ramona, la titolare. Sempre bellissima anche tu. Ti cedo il microfono per un saluto, Ramona. Buonasera a tutti. Grazie che siete venuti, siete in tanti. Sì, piano piano, dai. Vi aspettiamo in negozio, il negozio si trova a Vedelago, via Portasacco 11. Vi trovate anche sulla pagina di Facebook Nicole Design, anche su Instagram Nicole Design Ramona. Se vi piace qualche vestito contattatela, ce li ha anche qua dietro se volete vederli, toccarli con mano. Ramona, Nicole Design, via Papa Santo 11, Vedelago, è sempre un piacere, grazie, grazie. E ora non mi resta altro che chiamare le nostre miss, se il nostro DJ ha la sigla, siamo pronti, sigla! Del concorso che appunto sono 9, assegneremo anche la fascia di Miss Social, la assegneremo alla prossima selezione alla ragazza che da stasera a sabato prossimo pubblicherà più contenuti, più storie, taggando il concorso e i nostri sponsor su Instagram. A fine concorso tra tutte le 8 Miss Social verrà scelta quella che tramite un contest online andrà di diritto alla finale. Tutte le miss di questa sera vinceranno l'omaggio di Miss Città Murata e l'omaggio della Fioreria Michela per aver partecipato. Le fasciate, i premi degli sponsor e il buono sconto per il corso di portamento di Dina Top Team e l'omaggio floreale di Fioreria Michela di Pianiga. Prima della prima fascia, l'omaggio speciale da parte di Fisicamente in Forma. Chiamo qui il dottor Catalin Borcea che ha scelto la miss a cui affidare il premio. Sali! Intanto, buonasera, volevi dire qualcosa? Salutare il pubblico? Anche no, però... Buonasera a tutti, io sono un fisioterapista di Mellaredo dove opero come fisioterapista giustamente nel mio centro. Vi aspetto tutti, speriamo di no. E sono qui per dare una mano e niente, grazie per la vostra presenza. Dici a chi vuoi dare il premio, hai un numero, un nome? Il premio che ho scelto io è per il numero 24 ed è un uomo di 5 terapie nel mio centro di fisioterapia. Va bene? Otto diritto a Giulia che si porta a casa un premio. Bene, grazie Catalina, ritorna al tuo posto perché questo è un premio aggiuntivo rispetto alle fasce del concorso. E andiamo con la prima fascia, quella di Miss Social, premia Asia Zatta. Vince l'omaggio floreale, ecco manca l'omaggio floreale, lo facciamo arrivare, l'omaggio floreale, abbiamo anche i fiori della Fioreria Michela, ok, grazie. E allora Miss Social è la concorrente numero 19, Matilde, ha pubblicato foto, video ogni giorno, la nostra Matilde ancora le sta pubblicando. Mettiamo la fascia, forse è meglio prima la fascia e dopo, vuoi che ti tenga a me? Perché questa sera vanno via
cariche le nostre ragazze, poi vedrete. Fascia. Bene. Ecco qua, dicevi i premi, facciamo la foto di rito. Può essere accumulata ad altre fasce, quindi ritorna al tuo posto. Facciamo arrivare la prossima fascia, Miss Pizzeria Chip Chop, premia, se non sbaglio, Jacopo, giusto? Vieni Jacopo, non prendere paura, troppe donne questa sera, ma non prendere paura. Vince l'omaggio floreale, facciamo arrivare l'omaggio floreale. Vince anche il premio offerto da Redoro. Tienilo tu l'omaggio perché altrimenti non riesci a mettere la fascia. Miss Pizzeria Chip Chop è la concorrente numero 4, Liuba. Mettiti di qua Liuba. Mettiamo la fascia. Vediamo se sta... no, vediamo. Bravo. Foto di rito. Ecco, un po' più vicini, dai, non ti mangia. Bene, consegniamo anche i fiori e i premi. Grazie. E allora Liuba, tu rimani qui dietro perché sei la prima fasciata ufficiale della serata. E andiamo avanti con Miss Fioreria Michela. Vedo che mancano sempre i fiori. Vabbè, insomma, dai, prendiamo anche i fiori. Miss Fioreria Michela premia la nostra Katia Moro. Prendete il centro, ragazze. Vince l'omaggio floreale il premio Redoro, la concorrente numero 11, Alessia. Successiva, no, è per la prossima Miss. Avete fatto un po' di confusione. Stai ferma qui con il prossimo premio. Foto di rito. Fascia di Miss Dario Beauty Identity. Grazie, anche tu rimani qui. Facciamo arrivare la fascia Dario Beauty Identity, premia Andrea Rigonna. Miss Dario Beauty Identity, prendiamo il centro, Andrea è la concorrente numero 26, Giulia. Eccoci qui, foto di rito, facciamo prima la foto e poi consegniamo i premi. Nel frattempo abbiamo già la prossima fascia, Miss Fisicamente in Forma di Catalin Borsea. Premia Catalina. Vai via carica stasera, Mettiti anche tu qua dietro. Fascia di Miss Fisicamente in Forma. Miss Fisicamente in Forma è la concorrente numero 6, Elisa. Ecco qui, mettiamo la fascia, ecco qua, foto di rito, prima la foto, facciamo prima la foto. Bene, premi, anche tu carica stasera. Bene. E andiamo avanti con Miss Elena Dacci, Permanent Makeup. Premia Elena Dacci. La Miss vince il premio offerto da Elena Dacci, ovvero una GIF per laminazione in omaggio. Facciamo arrivare la Elena, vediamola, sta arrivando, eccola qui con la fascia. Prendi pure il centro. E allora Miss Elena Dacci Permanent Makeup è la
concorrente numero 25, Irene. Ciao. Facciamo la foto, io sostengo la fascia. Grazie, premi e grazie ancora Elena. Miss Gabriel Boutique, premio Antonella. Oltre a vincere un omaggio Gabriel Boutique, sarà anche protagonista shooting che farete da voi a Fontanive negozio. Vince anche l'omaggio floreale della Fioreria Michela di Pianiga. Miss Gabriel Boutique è la concorrente numero 17, Serena. Foto, facciamo prima la foto. Grazie Antonella, diamo i premi. Benissimo. Stiamo entrando nella zona podio perché dalla prossima ragazza che chiamerò parliamo di ragazze che andranno alla finale del 1° agosto a Cittadella. Fascia di Miss Nicole Design, premi a Ramona. Quindi facciamo passare Ramona. Vieni qua Ramona. Miss Nicole Design vince l'omaggio Nicole Design, l'omaggio Bioslime, i fiori. E attenzione, farà da Miss ospite alla prossima tappa, che ci sarà anche tutta un'altra fantastica sfilata il 12 giugno. Vi aspetto tutti al cantiere di Treviso e naturalmente accede alla finale. Miss Nicole Design è la concorrente numero 5, Irene! Qua devono riprendere tutto perché se scappa qualcosa si arrabbiano. La foto di rito per la stampa, finalista di Miss Città Murata. Spero tanto che tu non abbia impegni il 12 di giugno perché ti aspettiamo a fare da Miss ospite. Grazie, super carica anche la nostra Miss Irene. E andiamo alla seconda classificata, premia Dina. Dina, raggiungici per premiare la seconda classificata. Vince l'omaggio Bioslime, l'omaggio Redoro, l'omaggio I Fiori. Sarà anche lei Miss ospite alla prossima tappa del concorso, 12 di giugno a Treviso. Seconda classificata che accede alla finale del concorso. Vi dico già che la prima e la seconda se la sono giocata per un solo punto, però dicono che per un punto, ma sai quel famoso detto, però noi ce la portiamo in finale. Siamo qui soprattutto per divertirci. Miss Redoro è la concorrente numero 22, Daisy. Stasera, grazie Dina. Spero che anche tu possa essere presente il 12 di giugno e poi il 1° di agosto alla finale. Mettiti là Daisy perché siamo pronti per la prima classificata. Invito il sindaco Massimo Calzavara per la fascia, Giovanna per la corona, tutte le altre miss per i tanti premi che vince. Dovrà, non so, io spero abbia un tir qua dietro perché ci sono tantissimi premi, perché
Grazie, vieni pure in mezzo Massimo. La prossima tappa del 12 giugno a Treviso vince l'accesso alla finale. Vuoi dire qualcosa? O andiamo con la proclamazione? Andiamo direttamente con la Bene, perché Miss Pianiga 2025 è la Miss numero 24. Rappresenterai Pianiga alla finale di Miss Città Murata. Spero che tu sia libera anche il 12 di giugno perché ti aspettiamo al cantiere di Treviso a fare da Miss ospite. Sindaco, le cedo il microfono per l'ultimo. Allora, saluto innanzitutto tutti, faccio i complimenti a te, faccio i complimenti a tutti quanti, a voi, a tutte le ragazze, il mio più grande in bocca al lupo che è il in bocca al lupo di Pianiga. A te invece che hai vinto anche in casa, doppiamente felice per te e per questa bellissima serata. E non mi resta altro che ringraziare nuovamente il comune di Pianiga, in particolar modo il sindaco Massimo Calzavara, l'assessore Chiara Cazzagone, l'assessore Luca Volpe, ringrazio anche l'ETS San Martino, in particolar modo Teresa che ci ha seguiti in questa manifestazione, ringrazio tutti gli sponsor, mega sponsor Redoro, Gabriel Boutique, Nicole Design, Elena Dacci, Permanent Makeup, Fisicamente in Forma, del dottor Catalin Borsea, fisioterapista Networks by Biofline, Fioreria Michela per gli omaggi floreali e per l'allestimento del palco, Pizzeria Chip Chop, Dario Beauty Identity che ha curato la mia acconciatura e quella delle Miss ospiti, Social e Communication, Scuola di Moda, Top Team. Ringrazio Radio Stereo Città, Radio Gervi, Radio Caffè, Città e Storie, People Magazine, Violetto Communication, QDPnews.it, YouStyle Magazine e Tuo Magazine, media partner dell'evento, tutti i giurati, Giulia Tonini, la cantante, la scuola SD Progetto Danza Dolo, l'insegnante Anna Simonetti, le Miss che hanno partecipato, ragazze, ci sarà l'occasione per tutte voi nelle prossime tappe di partecipare. Le Miss ospiti Giovanna, Katia, Maddalena, Asia e Vittoria, i fotografi ufficiali Mirko Metti, Paolo Pulese, poi tutti gli altri fotografi Federico Balzon, Daniele Dalla Vecchia, Alessandro